Ciao a tutti, sono Cli e anch'io sono qui insieme a tanti amici oggi per supportare Admo in Match It Now 2020. Quest'anno Match It Now sarà un pochino diverso, infatti non ci incontreremo nelle piazze delle nostre città, ma ci incontreremo, volendola vedere in positivo, nella piazza più grande del mondo, che è quella dei social. E questa in realtà è una figata perché ci permetterà di condividere tutti i contenuti che posterà Admo veramente anche nei nostri profili, nelle nostre pagine, e quindi in realtà potrà avere una condivisione ancora più globale, vediamola così. Se siete qui sui social immagino che siate qua per staccare il cervello, per rilassarvi un po', per magari seguire delle persone che vi piacciono, magari vedete questa faccia per caso scorrere nella home di Facebook o di Instagram, non lo so, e magari per curiosità cliccate sopra, quindi immagino non siate qua per sentire cose pese o sfighe ulteriori rispetto a quelle che magari stiamo respirando particolarmente in questo periodo. Quindi vi voglio fare una domanda, una e semplice. Se vi dicessero che adesso, non domani, non tra 3 giorni, ma adesso potete salvare una vita, voi cosa fareste? Ecco, potete farlo, basta che andiate ora, non domani, non dopodomani, non tra 3 giorni, non tra un anno, ora, sul sito di Admo, trovate in base alla vostra città la modalità per potervi tipizzare, ovvero tramite un prelievo di sangue o di saliva potete entrare nel registro dei possibili donatori di midollo osseo. Questo cosa vuol dire? Che se una persona ammalata dovesse avere bisogno di un trapianto di midollo, che detto tra noi vuol dire che è arrivata all'ultima spiaggia dopo una serie interminabile di chemio e radio e l'unico modo per sopravvivere, ovvero non morire, è quello di un trapianto di midollo, voi potreste essere la persona che gli salva la vita qualora abbiate una compatibilità. E voi mi direte, ma di tutta la gente che c'è a questo mondo proprio io devo accollarmi questa responsabilità? La compatibilità purtroppo è di una persona su 100.000. Questo vuol dire che se ad esempio io dovessi ammalarmi, una persona su 100.000 è compatibile con il mio tipo di midollo e quindi può effettivamente donarmelo per fare il trapianto. Siccome tipizzarsi e quindi entrare nel registro dei possibili donatori di midollo non è una cosa obbligatoria ma volontaria, purtroppo i numeri di chi è in questo registro non sono così alti e purtroppo, senza girarci intorno, molta gente che avrebbe bisogno di trapianto non ce la fa perché non c'è un donatore. Quindi non so voi, ma a me sta molto sulle scatole quando vedo delle cose, vivo delle cose e mi sento impotente a riguardo. Bene, questa è una in cui possiamo non sentirci impotenti. Cosa fare? Ripeto, basta andare sul sito di Admo, dare la propria disponibilità alla tipizzazione in base al posto d'Italia dove vivete. Adesso ci sono delle varie modalità per poter fare la tipizzazione, ma ripeto è semplicissimo e non aspettate domani, fatelo adesso. Match It Now. Ci tengo a dirvi un'ultima cosa: un secondo prima di registrare questo video mi è arrivato un messaggio, il messaggio di una ragazza che mi segue su Instagram, una ragazza che condivideva con me la storia del suo papà, un lottatore per la vita. Il suo papà non ce l'ha fatta. Questo mi aveva un po', diciamo così, demoralizzata nel girare questo video, ma invece voglio che sia la benzina del mio messaggio di oggi, anzi voglio dedicare a questo papà che non ce l'ha fatta questo mio intervento per voi, che possa essere la motivazione. Dipende da noi, è una scelta vitale. Dovete sapere che dal 2015, quando mi è arrivata la telefonata mentre ero nel periodo più assurdo della mia vita, in cui ero dentro a questo talent di Rai 2 che si chiama The Voice, mi è arrivata la telefonata di Admo che mi chiedeva: vuoi diventare nostra testimonial? Io in quel momento ho pensato che facevo parte di quella categoria di persone che si erano poste il problema solo quando il problema stesso aveva bussato alla sua porta, ovvero qualche anno prima un membro della mia famiglia si era malato di linfoma e solo allora mi ero interessata di cosa fosse Admo, di cosa fosse il trapianto di midollo. A nessuno piace pensare alle cose brutte, ma le cose brutte esistono, la gente si ammala e noi possiamo fare la differenza, possiamo davvero salvare una vita. Come? Vai adesso sul sito di Admo. Io vi mando un bacio, continuate a seguire Admo e continuate a condividere. Ora